Regione del Veneto, parliamo di agenda digitale, una nuova agenda digitale. Come questa si può coniugare con le esigenze del piccolo medio imprenditore, dell'imprenditore artigiano, e quindi che cosa è previsto, che tipo di relazione si viene a creare? Uno dice: ma che cos'è questa agenda digitale, questa nuova agenda digitale? L'agenda digitale è stata adottata quest'anno a giugno, rappresenta un documento per lo sviluppo economico della cultura digitale, l'innovazione digitale nel Veneto, ovviamente si ritrova anche l'agenda digitale sia d'Europa che può essere declinata anche in Italia. Nel Veneto l'agenda ha avuto un percorso un po' lungo, nel senso che si è voluto partire dal basso, non una classica agenda che parte dall'alto e viene calata verso il basso, ma ha avuto questo percorso di ascolto proprio nel territorio. Tant'è vero che sono stati fatti 10 incontri nel Veneto, ci sono stati 800 partecipanti che sono stati sparsi in giro per tutte le province, che hanno contribuito alla costruzione di questa agenda digitale, adottata appunto dalla Giunta regionale nel giugno di quest'anno, e che sta entrando un po' nel vivo con questi progetti che stiamo parlando anche oggi, come anche la banda tra l'altra. E l'agenda digitale del Veneto ha avuto una particolarità, nel senso che ha voluto concentrare il proprio aspetto verso il cittadino, nel senso che il cittadino deve essere posto al centro di questo processo di innovazione digitale. Si aggiunge anche come cittadino, non solamente come persona fisica, ma anche come persona giuridica, per comprendere anche tutte quelle che sono poste di strutture di aziende del territorio. E si è sviluppata attraverso tre principali driver trasversali, che comprendono tutti gli ecosistemi proprio di quello che è il framework dell'agenda digitale. Ecosistema si intende proprio quella realtà che parte dal concetto di chi gestisce la sanità, il turismo, lo sviluppo economico, tutta quella che è la pubblica amministrazione e il tessuto sociale del Veneto. In questi tre driver trasversali si possono riassumere proprio in tre domande, che sono proprio le infrastrutture, i dati e l'empowerment delle persone, la cultura proprio. Mi fa piacere sentire oggi che si parlava sempre di accompagnamento, perché in effetti questo problema della cultura è un problema fondamentale proprio nell'innovazione digitale, che forse questo è il primo digital divide di questa digitalizzazione. Mi verrebbe quasi da fare una provocazione e dire che al di là di ogni metodo di fibra che estendiamo, dovremmo come pubblica amministrazione avviare anche un processo di acculturamento digitale proprio del cittadino e anche delle imprese stesse, perché è un elemento fondamentale. Avere le strade, ma non sapere come utilizzarle, rischia di diventare un investimento perduto fondamentalmente. Chiaramente serve anche, faccio anche la prima provocazione, il fatto che avere un cittadino digitale completamente significa avere un interlocutore che comincia anche a stimolare lo sviluppo di questi servizi digitali. L'altra provocazione è il fatto che per ogni azienda che si trasforma in digitale dovrebbe esserci anche il servizio della pubblica amministrazione completamente digitale. Questo è l'aspetto fondamentale, sul quale ovviamente stiamo parlando di cultura, non è mai un percorso che è facile. Non stiamo parlando di stendere una fibra, stiamo parlando di partire con un percorso che porti la cultura digitale non solamente nel cittadino e nell'impresa, ma anche nella pubblica amministrazione stessa, non è che siamo esenti noi da queste problematiche. E quindi è un percorso molto lungo che non ha sicuramente riflessi a breve termine, ma che si vuole cominciare anche da subito. Sentivo prima che c'era l'esperienza di questi Fab Lab come elemento di incontro tra chi sa e chi vorrebbe, l'elemento di congiunzione tra la domanda e l'offerta. Ci sono state due esperienze che nel Veneto che hanno portato alla costruzione di questi Fab Lab, con l'avvio anche di altri progetti nei scorsi anni, di 3A, che erano dei poli in cui si cercava di concentrare, proprio anche cercare di fare acculturamento digitale verso proprio il cittadino. Alcuni hanno funzionato, altri hanno funzionato meno. L'idea nei prossimi anni è per riportare forse un insieme di questi due progetti, unirli in quello che potremmo chiamare i Living Lab, momenti di incontro tra pubblico, privato, domanda, offerta, ma anche il cittadino stesso che si insieme alle pubbliche amministrazioni, anche di gruppi anche di imprese. Sentivo prima che giustamente un artigiano che si conosce a uno di questi gruppi forse non riesce a capire o dire queste cose utili per la propria impresa, perché va accompagnato dall'associazione di imprese, ma va accompagnato anche da chi quotidianamente
sostanzialmente eroga servizi come la pubblica amministrazione o di anche il singolo cittadino che sa esattamente quello che vuole. Quindi questo è un percorso che faremo nei prossimi anni, sul quale proprio anche all'interno di fondi di sviluppo economico la Regione Veneto sta investendo e investirà 7 milioni di euro nei prossimi anni proprio per la costituzione di questi poli. Tra l'altro, come è giusto che si parla anche di investimenti nell'ambito di quello che è l'infrastruttura, è un elemento fondamentale per riuscire a far sì che si veicolino i dati. Parlavamo appunto prima della banda ultralarga, nella quale appunto la Regione Veneto, oltre ai 293 milioni di euro messi dal Ministero delle Infrastrutture, scusate, dello sviluppo economico, ha aggiunto 83 milioni di euro tra i vari fondi strutturali per appunto lo sviluppo della banda e della banda ultralarga. Aggiungo una cosa anche rispetto a quello che è stato detto prima, rispetto anche a quei target dell'agenda europea. In Italia si è voluto aggiungere, questo grazie anche poi anche alle particolari anche offerte che è stata fatta in serie di gara. Nel Veneto ci sarà una copertura del 100% delle famiglie per le bande fino a 30 megabit e dell'85% anche fino a oltre i 100 megabit. Come si dice, è un percorso che non si concluderà nel 2020, è un percorso lungo sul quale anche la Regione Veneto sta cercando di procedere con un accompagnamento consci di queste problematiche che effettivamente il concessionario che è Open Fiber sta appunto provando nel territorio, che non spesso anche la pubblica amministrazione locale riesce a dare i permessi nei tempi necessari. Dico solamente una cosa ulteriore: abbiamo sviluppato un centro di competenze che assieme a Infratel, che è in-house del Ministero dello Sviluppo, e con i concessionari Open Fiber sta monitorando tutti questi percorsi di avvio dei cantieri. Noi tra l'altro saremo proprio a Rovigo per fare l'inaugurazione dei primi cantieri per la banda ultralarga. Quindi c'è questa attenzione che è fondamentale, un'attenzione legata anche al fatto che non è funzionale solamente per tutte le possibilità anche delle imprese, ma anche della pubblica amministrazione stessa, perché uno dei problemi che si parlava prima era appunto il concetto che la pubblica amministrazione deve saper erogare servizi completamente digitali. Se non abbiamo le strade, anche noi stessi non possiamo erogare servizi digitali, per cui dobbiamo cercare di far sì che ci siano le strade, ma anche che le pubbliche amministrazioni dialoghino in queste infrastrutture. Da tenere presente che il Veneto nei prossimi anni ha stanziato 19 milioni di euro per la pubblica amministrazione appunto sul processo di consolidamento dei data center, che sono un elemento fondamentale per far sì che le pubbliche amministrazioni possano dialogare tra di loro. Ulteriormente la Regione ci ha messo anche alcuni progetti che permetteranno di creare queste infrastrutture abilitanti nei confronti delle pubbliche amministrazioni per far sì che dialoghino in maniera corretta con lo stesso linguaggio e con la stessa tecnologia, diciamo, fondamentalmente. L'agenda digitale della Regione Veneto, la Regione Veneto siamo messi abbastanza bene, prevede qualche agevolazione per questo dialogo con la pubblica amministrazione, per facilitare gli imprenditori, per rendere tutto un po' più veloce, concretamente. Sì. Uno degli elementi di novità che ha messo la pubblica agenda digitale in contrapuntare del cittadino è che vede necessariamente ci deve essere un cambiamento proprio di ruolo di quello che era proprio diciamo, la Regione Veneto fondamentalmente, visto il problema dell'agenda del Veneto, nei confronti proprio della pubblica amministrazione. Nel senso che la Regione Veneto nel futuro, è quello un po' che stiamo un po' cercando di capire proprio in questi giorni qua, dovrà diventare un'infrastruttura abilitante verso la pubblica amministrazione, nel senso che purtroppo i processi amministrativi non nascono e muoiono mai all'interno della stessa amministrazione. Molto spesso nascono all'interno dell'amministrazione e muoiono all'interno dell'altra. Nel senso, faccio un esempio anche banale, che quando devo fare anche una richiesta anche in accesso alla zona ZTL, generalmente un cittadino non è che abbia delle necessità in un comune, ma generalmente anzi in più comuni, perché se lo fa probabilmente ha esigenze non solamente di viabilità ma anche di disabilità, per il quale ovviamente non è che si abbia solo un singolo comune. Questo ovviamente cosa succede? Succede che si deve molto spesso si trova a lottare tra richieste diverse tra comune e comune, carte diverse tra comune e comune, informazioni che magari sono già possedute dall'amministrazione, ma che in ogni caso deve essere fornite al cittadino stesso. No? Questo cosa significa? Significa che le amministrazioni devono cominciare a dialogare tra di loro, devono cominciare a condividere i dati, condividere le informazioni,
e dialogare. Cosa serve? Servono regole tecniche, servono anche semantica, nel senso che oltre all'infrastruttura servono anche dialetti, lingue parlate in stesso modo tra le pubbliche amministrazioni, per far sì che l'inizio, l'avvio del processo amministrativo possa includersi verso un'altra amministrazione in un tempo ideale, in un unico percorso. Ecco quello che dicevo prima, c'è la necessità anche per l'impresa di far sì che tutti i servizi siano full digital, perché molto spesso sono già digitalizzati, sono già tutti i servizi digitalizzati, ma sono suddivisi tra le singole amministrazioni, non dialogano tra di loro. Quindi il fatto che la Regione cominci a diventare una struttura abilitante per cominciare a far dialogare le informazioni delle pubbliche amministrazioni è un percorso che stiamo iniziando in questi giorni con l'avvio di tutto l'insieme di progetti per far sì che le amministrazioni dialogano. Abbiamo uno degli esempi, stiamo già portando anche in costruzione proprio in questi giorni qua, purtroppo non riuscirà a risolvere il problema del disagio che è ovvio, perché stiamo parlando di pubbliche amministrazioni centrali e poi il dialogo è un po' più complesso, diciamo, ma almeno tra le pubbliche amministrazioni locali c'è. L'esempio è proprio l'informatizzazione del processo della richiesta dell'accesso alle zone ZTL, che generalmente cosa succede? Un cittadino va verso il proprio comune in cui deve accedere, deve fornire informazioni che tra l'altro la pubblica amministrazione ha già, deve fornire perché è disabile, deve fornire il certificato, deve tra l'altro farlo in quel comune, ma sicuramente in altro comune, perché fuori dal comune non è che le sue disabilità cessino. Quindi mettere insieme le pubbliche amministrazioni, in questo caso l'INPS che possiede i dati della disabilità, le aziende sanitarie che contengono altri dati, il comune che deve lasciare i certificati e farli parlare per noi, in modo tale che un cittadino quando si presenta nel comune può chiedere anche dell'accesso alle ZTL degli altri comuni in un unico clic, diciamo. Questo è il primo esempio di cosa serve. Serve mettere in piedi un'infrastruttura tecnologica sotto che permette di dialogare i sistemi delle amministrazioni con delle regole che sono chiaramente controllate e definite assieme all'amministrazione sovrastrutturale che è tutta la Regione Veneto, per far sì che questi dialoghi possano avvenire in tempo reale, quindi con quello che è il full digital del processo amministrativo con un unico clic, orientato magari possibilmente verso quello che è un po' la tipologia di utilizzo tipica degli strumenti dove vedevamo sempre smartphone, sempre più smartphone, quindi due concetti di mobile first rispetto a quello che è verso l'utilizzo di servizi sul personal computer. Ecco, perché effettivamente quello che l'imprenditore sta sconcertato, ma anche il cittadino, è che la pubblica amministrazione, lo Stato, per varie ragioni è in possesso di tutti i nostri dati, veramente. Volendo, come chiedo qui, la competenza di Microsoft può conoscere anche ogni benché minimo spostamento del cittadino in tempo reale. Sembra sconcertante che tu per ogni passaggio in qualsiasi ambito occorra un'azione supplettiva, occorrono delle carte, occorra fare dei processi lunghissimi, quando questo è veramente inverosimile, se siamo veramente tutti connessi, se tutto è organizzato in un certo modo, eppure avviene ancora questo. Sì, c'è un ritardo importante. Cos'è? Colpa della pubblica amministrazione, colpa del sistema che non funziona, informatizzato, che non è sufficientemente tecnologico, o che cosa? Al di là della banale risposta che può essere l'infrastruttura ovviamente, però che sta nascendo ma ormai tutti i il fatto è che il dato c'è, è in possesso delle singole amministrazioni che non si parlano tra di loro fondamentalmente, quindi il fatto di mettere insieme queste pubbliche amministrazioni è l'elemento fondamentale. Mettere insieme significa creare delle regole, ovviamente no. E questo è il problema. Poi c'è l'altro problema che effettivamente i dati ci sono, ma noi siamo anche fortemente legati ad alcuni concetti di privacy che sono più orientati a tutelare il dato rispetto che a generare, diciamo, il servizio. Quindi questo è un problema dall'altro, che però anche qua ci sono già alcuni elementi che ci permetteranno di superarlo. L'avvio di alcuni progetti sui quali anche noi ci siamo già portati avanti, come anche SPID che non so se lo conosce, è un sistema di pubblica identità digitale che permetterà ai cittadini di transitare tra le pubbliche amministrazioni anche fuori dalla propria regione, dal proprio comune, per capire il significato. Nel momento in cui c'è anche la certezza che chi sta chiedendo il dato è realmente lui, cominciano poi anche a battersi alcuni ostacoli che ci sono nei confronti della privacy, che era anche questo un problema effettivamente per far transitare il dialogo tra un'amministrazione e l'altra.